È terminato senza reti l'atteso derby tra Licata ed Akragas, e disputato come si sa sul neutro di Ravanusa. Una partita che è vissuta più intensamente nella prima parte, quando entrambe le squadre hanno cercato con insistenza la rete del vantaggio. Più vicino al gol è Licata con il solito rotulo che, con uno stacco di testa, alto di poco e con Saito, che conclude banalmente da ottima posizione. Replica dell'Acragas con un paio di conclusioni di Rikic di testa e Grilli con un fendente insidioso. Prima del fischio finale del primo tempo, al 40°, è stata annullata la rete di Rotulo per un presunto fallo di mani. Nel secondo tempo entrambe le squadre sembrano tirare i remi in barca e si fanno sempre più rare le conclusioni a rete. Da segnalare però un palo esterno colpito da Rotulo. Alla fine un punto ciascuno che muove la classifica generale in attesa di tempi migliori. Per quanto riguarda l'Acregas, con l'innesto di Fragapane, la difesa sembra essere più solida grazie anche a una buona intesa raggiunta con i compagni di reparto Cipolla e Rechichi. Adesso si ritorna a giocare domenica prossima, 14 gennaio, con l'Acregas all'Esseneto contro la Gioiese, mentre il Licata si reca ospite del Reale Casalnuovo. Ed ora spazio alle interviste di fine gara. Sono d'accordo, sono felicissimo perché oggi l'Agragas credo che abbia fatto una bellissima partita di grande personalità fuori casa contro una signora squadra che è Licata, ma sono felicissimo perché non abbiamo mai sofferto, perché abbiamo fatto una partita tattica, soprattutto sotto il profilo tattico, una partita veramente bella. E se fossimo stati un po' più cattivi, un po' più lucidi, probabilmente io ci ho sperato fino alla fine di portare a casa addirittura i 3 punti, però io credo che chi è venuto oggi, cioè i veri tifosi, come al solito dico io dell'Agragas, sono davvero contenti di aver visto la loro squadra giocare così. È mancato solamente il gol all'Akragas, occasioni importanti soprattutto per Caraman sotto porta. Sì, è un calcio piazzato, alle palle inattive siamo stati pericolosissimi anche oggi e mi fa piacere. Probabilmente se avessimo indovinato 2 o 3 volte il passaggio giusto negli ultimi 16 metri potevamo veramente fare male, come io dal primo tempo ricordo ancora l'occasione di Di Mauro, peccato che gli sia capitata sul sinistro, che non è il suo piede, però ripeto, nell'arco dei 95 minuti, dei 100 minuti ho visto una grande Akragas fuori casa contro il Licata. Un punto che fa classifica ma soprattutto fa morale. È un punto che fa classifica prima di tutto perché per noi il campionato non è finito, noi ancora dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Domenica abbiamo una partita, uno scontro importante perché ci potrebbe consentire di allungare, ma soprattutto è una partita che credo che debba dare una risposta a tanta gente che purtroppo io dico che non sono tifosi dell'Akragas. Molti li chiamano leoni da tastiera, secondo me è un complimento, io li chiamo vermi da tastiera perché quelli sono quelli che veramente non vogliono bene all'Akragas, non vogliono bene a questi ragazzi che sono veramente dei giganti, lo sono sempre stati, anche quando hanno perso le partite, perché una squadra come la nostra non è una squadra costruita per andare a vincere sempre, è una squadra che può vincere, può perdere, può pareggiare, ma è una squadra però che ha un grande cuore, è una squadra che si applica tantissimo, lavora benissimo. Ora probabilmente andranno ad abbracciarsi con i tifosi al ritorno ad Agrigento e mi auguro appunto che quelli che non siano tifosi non si presentino perché non sarebbe giusto nei riguardi di questi ragazzi. Direttore, finisce 0-0 il derby contro il Licata, ma le migliori occasioni le ha avute l'Akragas per portare a casa la vittoria. Sì, penso che tutto sommato nel secondo tempo abbiamo giocato più noi, però se dobbiamo andare a vedere l'economia dei 95 minuti, diciamo che i 2 portieri sono stati quasi inoperosi, perciò dai, il risultato può andare bene. Noi interessava muovere la classifica e più che altro regalare una prestazione importante. È arrivato anche un pareggio ai nostri splendidi tifosi della curva che ci seguono ovunque. E vorrei fare una piccola premessa, voglio dedicare questa prestazione e questo pareggio a Francesco Nobile che ha subito un lutto importante, infatti oggi non era qua con noi e Ciccio è l'anima dell'Agragas.
Questo punto, direttore, muove la classifica, ma fa soprattutto morale per il proseguo del campionato. Sì, muove la classifica, fa morale, siamo soddisfatti degli innesti che abbiamo fatto, dei nuovi innesti. Devo dire che mi ha stupito Caramanno, tenuto bene il campo per 90 minuti, poi i crampi è dovuto uscire, bene Michele Fragapane, bene Di Stefano e poi bene un po' tutti. Abbiamo approcciato la gara bene. Quando c'è stato di legnare abbiamo legnato, quando c'è stato di cercare di giocare la palla abbiamo giocato la palla. Ricordiamoci che affrontavamo una squadra organizzata, guidata da un ottimo tecnico e penso che questo punto fa classifica e ci dà tanto morale per il proseguo del campionato.